Rientrati in studio dopo lo sport dilettantistico di penalty, è il momento di Sala Stampa di Penalty che, come tutti ben sanno, parla solo ed esclusivamente del calcio professionistico. Lo facciamo in questa trasmissione legando soprattutto le vicende delle società che militano con alterne fortune nel campionato di Serie A, B e Lega Pro. In A sappiamo tutti del Palermo, in B sappiamo anche della stagione non certamente negativa del Trapani, mentre invece purtroppo dobbiamo ancora una volta parlare di una stagione abbastanza altalenante del Catania in Lega Pro, con un Akragas che, seppur oggi perdendo, continua ad essere sicuramente una squadra positiva, così anche con alterne fortune il Messina. Salutiamo in postazione il ritorno di Antonio Rapisarda. Buonasera, ben trovato. Ettore. Grazie. Ben trovato. Ci dai subito notizie del posticipo, perché ho sentito che forse l'Inter è in vantaggio. Ci sono cattive vantaggio. notizie per il Palermo, che oggi ha visto il Frosinone vincere e accorciare ad una lunghezza il distacco, quindi Vabbè, il Palermo... Palermo... la partita non è finita però, sì, dai, ok, però, sì, però l'Inter sta vincendo 1-0 contro il Palermo e si gioca a San Siro. Lajcic. Salutiamo il ritorno anche in questo caso della nostra Federica Di Benedetto, la penaltina di Sala Stampa e di Penalty Futsal. Ciao Ettore, buonasera e ben ritrovati. Ben trovata anche a te, complimenti per la tua Miss, firmata se non sbaglio Piazza Italia, certo, che è uno sponsor partner del nostro programma. Complimenti, grazie, complimenti. Ettore. Vado subito a questo punto anche a presentare i nostri due ospiti. Molto interessante oggi, devo dire, la presenza di Daniele Di Frangia. Ciao Daniele, giornalista che insomma conosce molto bene le vicende del calcio Catania. Ciao, come stai? Tutto bene. Sei amareggiato? Beh, insomma, una brutta partita oggi. Pensieroso? Molto brutta, il cambio di tecnico. Parliamo chiaramente del Catania. Assolutamente, parliamo del Catania. Catania. Non l'abbiamo anticipata questa tua risposta. Il cambio ancora non ha dato i suoi frutti, vabbè, quindi è passato soltanto è troppo giorno, presto, però vedremo. Sentiremo anche il parere di Gianfranco Sabella. Un po' ci sorrido perché ieri con Gianfranco in diretta su Radio Catania all'interno della trasmissione di Pianeta Catania hai in un certo senso detto che oggi saresti stato qui presente per festeggiare una sonante vittoria catanese, ma non è stato così. Allora questo cosa mi fa pensare? Che non dobbiamo sentire i tuoi pronostici. Innanzitutto buonasera a tutti. Ciao Gianfranco. Evidentemente ieri, diciamo, la fiducia era incondizionata, stasera obiettivamente il pessimismo regna. Tra l'altro vedendo poi anche la partita, no? Cioè, certo, guardando la partita ci si rende conto che forse qualcosa non sta andando. La partita che è da esaminare per bene, voglio dire, perché qualche piccolo spunticino potremmo anche trovarlo, però evidentemente quando perdi 1-0 a Martina Franca qualche dubbio ti sorge e poi è l'ennesimo risultato negativo. Insomma, ne parleremo, ci saranno argomenti giusti per parlarne. Vogliamo lanciare a questo punto anche la possibilità ai nostri amici a casa, attraverso la pagina Facebook di Sala Stampa, il modo per raggiungerci ed eventualmente formulare domande ai nostri ospiti? Possono interagire entrando nel gruppo di Sala Stampa di Penalty. Ci sono già pervenute tantissime domande sul Catania, ma anche sulla Serie A. Oh, bene, siamo contenti. Allora, dato che abbiamo parlato di Serie A, la bellezza bellissima di Federica ci legge questo tabellino del turno odierno del campionato di Serie A. Roma-Fiorentina 4-1, Verona-Sampdoria 0-3, Napoli-Chievo 3-1, Torino-Lazio 1-1, Atalanta-Juventus 0-2, Frosinone-Udinese 2-0, Genoa-Empoli 1-0, Sassuolo-Milan 2-0, Bologna-Carpi 0-0. Continua il duello tra la Juventus ed il Napoli, la Juventus vittoriosa a Bergamo 2-0, ma anche il Napoli non si è fatto mancare nulla, ha stravinto lo scontro contro il Chievo 3-1 e la classifica, che adesso la nostra Federica ci legge, è sicuramente ben chiara e definita, è sicuramente soprattutto una gara a due, anche se questa Roma, e adesso ce lo diranno anche i nostri ospiti, il loro pensiero mi interessa molto. Leggiamo la classifica? Juventus 64 punti, Napoli 61, Roma 56, Fiorentina 53 punti, Inter 48, Milan 47, Sassuolo 44, Lazio 38, Bologna 35, Empoli e Chievo 34 punti, Torino 33,
Sampdoria e Genoa 31 punti, Atalanta e Udinese 30, Palermo 27 punti, Frosinone 26, Carpi 21, chiude la classifica il Verona con 18 punti. Allora chiude la classifica il Verona che forse ha un piede in Serie B e questa cosa non ci dispiace perché insomma a Catania non hanno un grande feeling contro il Verona perché l'anno scorso potevano evitarci di farci 4 gol e noi continuare a sperare quando 2 anni fa insomma in Serie A questa vittoria 4-0 poteva anche evitarsela, vabbè, ma questo è un mio pensiero, mi sento una persona libera e lo dice senza nessun problema. Daniele, diciamo pure che ormai è uno scontro sicuramente a 2, no? Juventus e Napoli, e questa Roma che potrebbe pensare un po' di impensierire, ma il distacco mi sembra un po' esagerato. No, beh, la Roma sicuramente sta facendo molto bene, tante vittorie di fila, sta prendendo sempre più fiducia, ma credo che ormai insomma lo scontro scudetto sia assolutamente tra Juventus e Napoli. Sicuramente continua questo duello, anche se questi 3 punti della Juve cominciano a essere sempre più pesanti, anche se ancora mancano tante partite. Però tra le due è vero che la Juventus ha la Champions, quindi un po' potrebbe essere distratta ancora dall'Europa, però vedo ancora leggermente favorita la Juventus. Perfetto, mentre invece Gianfranco cosa pensa di questa situazione legata anche oltre al duello della Juventus e del Napoli, questa Roma che potrebbe ancora rientrare e poi questa Fiorentina che un po' ci ha deluso, no? Perché nello scontro diretto contro la Roma è crollata, a dimostrazione che forse evidentemente non c'era tutta questa grande qualità tecnica e questa differenza nei confronti della Roma. Guarda, io ti posso dire semplicemente una cosa per quanto mi riguarda, secondo me il Napoli e la Fiorentina stanno facendo entrambe un campionato veramente eccezionale per l'organico che hanno, perché ricordiamo che la Fiorentina non è che abbia un organico di quelli che può vincere il campionato, essere quarti in classifica e fino all'altro ieri era terzo premia alquanto la squadra di Sosa. Per quanto riguarda il Napoli è un campionato stratosferico, purtroppo ha trovato sulla sua strada la Juve. Succede. Ci dobbiamo fermare, abbiamo il primo break pubblicitario e tra poco rientreremo in studio e continueremo a parlare naturalmente della Lega Pro, ma anche... Eccoci rientrati in studio, allora parliamo di questo Palermo che insomma mi dai un aggiornamento, a che punto è? Piove sul bagnato la squadra rosanero, l'Inter sta vincendo 2-0. Quindi è arrivato il secondo gol? Il secondo gol di Icardi. Che minuto siamo? Siamo al minuto 28esimo e Icardi ha segnato 5 minuti fa al 23esimo. Ho capito. Daniele, questo mi fa pensare che adesso il Frosinone ci crede, no? Perché questa vittoria del Frosinone e a questo punto in questo momento il Palermo si trova sopra solo di un punto, quindi giochi apertissimi. Sai, la vittoria del Frosinone di oggi li rilancia, ma in realtà il Frosinone non è mai stato morto, ci ha sempre creduto, ci ha sempre provato e quindi oggi giustamente ha vinto la sua partita e ci spera. Il problema del Palermo purtroppo è che la stagione è nerissima. È nerissima perché c'è stata una gran confusione. C'è stata una gran confusione, questo continuo via vai di tecnici, squadra che ha cambiato continuamente moduli, uomini e non ha trovato continuità. Io comunque continuo a pensare che sia sempre meglio Iachini piuttosto che gli altri tecnici che si sono... Credo che siamo tutti d'accordo su questa tua... Però sai, è chiaro, ormai la stagione è quella che è, quindi bisogna sicuramente pensare a salvare quello che c'è da salvare, non è semplice. Penso che non sia questa la partita che il Palermo debba vincere. La settimana prossima il Palermo gioca in casa, ma gioca in casa con il Napoli. Sì, è un'altra partita c'è tutto tosta. Un incastro, no? Ecco però... il calendario della prossima settimana, grazie alla regia. Contro Carpi Frosinone che dirà molto. Qualche diciamo, qualche cosa in più. Il Frosinone lo vedo avvantaggiato però, Il Frosinone però lo vedo avvantaggiato. Evidentemente sì, anche perché alla quart'ultima c'è Frosinone-Palermo, non dimentichiamolo, e questa è una... può decidere un campionato, il Palermo credo che tu da catanese segui bene anche il calendario del Palermo. Ah sì, voglio dire, si seguono tutti i campionati e poi quando succedono di queste situazioni, perché secondo me il Palermo si sta praticamente suicidando, perché si sta cercando il proprio destino, vai a vedere quello che potrebbero essere, diciamo,
le chance che ha, io non ne vedo pochi, perché deve giocare col Napoli, giocare con la Juve, va a Frosinone, quindi... È vero, è vero. Hai qualche domanda per i nostri ospiti sì, sulla Serie A? Edoardo Brignone ci chiede, la vittoria del Frosinone è pesante, ma cosa servirebbe a questo Palermo per dare una scossa a questo campionato? Daniele, cosa servirebbe a questo Palermo? Perché le scosse ne ha avute anche troppe il Palermo. Ne ha avute anche troppe. Anche esageratamente troppe. Il problema è quello. No, secondo me invece serve un po' di tranquillità al Palermo, più che una scossa serve ritrovare fiducia, ritrovare tranquillità, compattezza, unione. E poi ripeto, non puntare tutto su queste partite con l'Inter, col Napoli o con la Juve, ma invece andarsi a giocare quelle con le pari grado, comunque quelle insomma diciamo più abbordabili, diciamo un po' più abbordabili sulla carta, sulla carta, perché ormai in Serie A l'abbiamo capito dopo 10 anni di esperienza che non ce ne sono per niente. Però per esempio facili. Quella con il Bologna di domenica scorsa era un po' più abbordabile e si giocava in casa. Si giocava in casa, il Palermo poteva anche vincerla, quindi intendo queste partite qui. Qualche altra domanda? Allora, sempre Edoardo Brignone ci dice: la Juventus, che è apparsa nelle ultime 2 partite un po' stanca, come dovrebbe gestire Allegri la situazione? È una brutta gatta da pelare, Gianfranco, perché adesso arriva la Coppa e quindi insomma il dispendio di energie mentali è esagerato. Tra l'altro devono andare a fare un'impresa a Monaco, per cui... Ma sai, io voglio dire, per quanto riguarda la Juve in questo momento è senz'altro la migliore squadra che c'è in Italia, perché ha fatto una rimonta incredibile e soltanto una squadra forte può vincere tutte queste partite consecutivamente. Ricordiamolo che voglio dire, è da 19 partite che fa punti consecutivamente, ne ha vinte 18, una l'ha pareggiata. Sono numeri anche lo scontro diretto, tra l'altro. Sono numeri molto importanti. La Juve secondo me, nonostante la finale di Coppa Italia, perché ricordiamolo, è anche il finale di Coppa Italia, ma quella è una partita semplicemente, può sottrarre alla Juve tante energie mentali la Champions League. Però loro se lo augurano. Ben venga per loro, ben venga per loro. Allora, un'altra domanda, e poi dopo andremo in Serie D. Angelo Terzo ci chiede, tifoso milanista, ci chiede, visto l'ennesima prova opaca di Balotelli, quante possibilità ci sono per il Milan di riscattarlo a fine stagione? Guarda, su Balotelli io credo che dovremmo aprire una puntata speciale, perché io ho l'impressione che questo sia stato il più grande genio incompreso del calcio, ma non incompreso da noi, cioè Balotelli non si è autocompreso che aveva un potenziale esagerato e che si è veramente disperso da solo, perché io mi ricordo un Balotelli di un paio di anni fa, diciamo 2011 all'incirca 2012, e aveva veramente un trend di ascesa esagerato. Daniele? Sentiamo su Balotelli veramente bisogna aprire una parentesi a parte. No, io sono d'accordo con la tua tesi, nel senso è lui che si è autodistrutto, perché possono cambiare le squadre, gli allenatori, i giocatori, i compagni di squadra, però poi alla fine lui rimane sempre lo stesso, sempre evanescente, sempre avulso dal gioco. Ma come può un giocatore così di grande qualità avere questa discesa senza freni dopo una salita vertiginosa e di grande forza anche atletica e mentale? Sai, io la spiego con il fatto di aver trovato l'apice troppo presto, cioè lui già a 18 anni, 19 anni aveva già Balotelli. Era già Balotelli, aveva già vinto tutto, era già troppo personaggio, aveva un procuratore molto forte, troppo forte per lui. E probabilmente si è sentito già arrivato e da lì poi evidentemente non ha più sudato le 7 camicie. Se mi posso permettere, assolutamente questi sono i risultati nel calcio, specialmente dell'equazione troppi soldi e poco cervello. Bravo. Si arriva a questo. Siamo tutti d'accordo su questa cosa. La realtà è quella, purtroppo, poi anche il talento puro, che era Balotelli, perché Balotelli era un talento puro, che Mourinho, mi ricordo all'epoca, cercò di gestire ma non riuscì. Neanche i compagni di squadra ci riuscirono. Non dimenticate la maglia buttata a terra dell'Inter. Sì, però è anche vero che poi negli spogliatoi Balotelli gli ha detto la è sua. Un ragazzo che è stato ricoperto troppo presto di soldi. È vero. E lui, avendo una personalità secondo me anche un tantino fragile, si è lasciato andare. Per me la carriera di Balotelli non ha più gli sbocchi che poteva avere 4 anni fa. Ma tutto questo mi dispiace anche in prospettiva nazionale, no? Perché sappiamo tutti, arriva tra poco l'Europeo, ci troviamo in una situazione molto strana. Io non credo che in questo momento la nazionale abbia veramente delle punte di grande forza, perché Eder lo vedo molto limitato, Pellè
insomma, seppur in questo momento c'è positivo. Zazza che può dire la sua, ma bisogna giocare titolari, se solo giocasse un po' di più. El Shaarawy sta facendo El Shaarawy mi sorprende in positivo e sono contento per El Shaarawy. Però nessuno ha il potenziale vero di Balotelli. Ma è chiaro che a questo punto non credo che andrà. Però Daniele farà un potenziale inespresso, è un giocatore che si guadagna la Pagnotti, preferisco 100 volte chi si guadagna la Pagnotti. Assolutamente sì. Allora, volevo chiudere la Serie A, però se hai qualche cosa da dirci, va bene allora così. Ci dai l'aggiornamento e poi subito la Serie B con siamo Federica. nel primo tempo, 35esimo e 19 secondi, l'Inter sta conducendo per 2-0 il posticipo di Serie A. Sta giocando veramente molto bene, sta dominando la partita, il Palermo prova ad uscire dalla propria area ma non riesce, sì, decisamente. Allora, Federica adesso ci legge i risultati della Serie B che si è giocata ieri, faremo anche un punto della situazione, poi andremo dritti verso la Lega Pro che un po' ci appartiene a noi in Sicilia perché solo il Palermo in questo momento in Serie A, poi il Trapani con alterne fortune. Leggiamo la classifica e anche i risultati. Entella Bari 2-0, Perugia Ternana 1-0, Trapani Cagliari 2-2, Avellino Spezia 0-1, Latina Como 1-1, Novara Vicenza 4-0, Pro Vercelli Pescara 5-2, Crotone Ascoli 2-0, Lanciano Brescia 1-0, Modena Livorno 1-0. Allora, possiamo già inquadrare anche la classifica e insieme ai nostri due ospiti voglio dire che il Crotone, ben contento che è in vetta, ma mi fa rabbia come il Trapani dal punteggio del 2-0 si sia fatto raggiungere e recuperare, perché stava facendo veramente un'impresa e sarebbe stata anche un'impresa in prospettiva playoff o è esagerato, Daniele? Sì, no, ho visto un po' la partita ieri, in effetti strano come veramente il Trapani fosse avanti 2-0 e poi si sia fatto recuperare veramente agli ultimissimi minuti della partita col Cagliari. Peccato, come dici tu, per anche un risultato positivo in zona playoff, però insomma comunque il Trapani tutto sommato in una buona posizione di classifica. Credo che l'obiettivo iniziale fosse la salvezza. È chiaro se arriva prima meglio ancora. Se arriva prima meglio ancora, poi se si può sognare tanto meglio, però io non lo so, dubito che arrivino ai playoff, però chissà, vedremo. Mai dire mai. Mai dire mai. Gianfranco, ma stai vedendo cosa sta facendo l'Entella quest'anno? Da follia pura. Sono tante le squadre, oltre all'Entella, ma c'è anche il Crotone che è l'emblema di questa serie. Addirittura il Crotone sta ricalcando il campionato del Carpi dell'anno scorso. Sì. Una sorpresa a tutto tondo, una squadra. Ma questa Entella, cioè l'Entella con 47 punti, nessuno avrebbe ma anche lo Spezia. Anche lo Spezia. Ma 9 risultati utili consecutivi. Ma sai, lo Spezia dietro c'è tutto un progetto c'è qualcosa di Catania in entrambe le squadre, sia alla Spezia che con l'Entella. Ma lo Spezia ha una qualità e anche un impegno economico considerevole, dietro ci sono insomma nomi importanti, ma l'Entella che con 47 punti sta facendo sognare tutti, un po' ci sorprende e ci spiazza, devo dire. Si spiazza e mette in difficoltà la Lega Pro, la Lega di Serie A, attenzione, scusate. Per la gioia Crotone e Entella promossa. Per la gioia di Tavecchio. Già sono stati a Crotone a fare il sopralluogo perché devono necessariamente adeguare quello stadio. Adeguare anche quello di Chiavari, dell'Entella, voglio dire, sarebbe chi lo sente all'Otito, ma chi lo sente all'Otito? No, vabbè, stiamo scherzando. Magari ci sono quelle piazze come Bari enormi che invece soffrono e non riescono. Attenzione però il Pescara comunque. Il Pescara è la delusione della Serie B. È un po' la delusione perché ha poca continuità, direi. Ascoltami, a Cagliari vinceva e poi si è fatto rimontare e ha perso la partita. Sì. Ieri ha perso malissimo dopo aver dominato per mezz'ora, perché per mezz'ora se avesse segnato non sarebbe successo niente. E poi perde 5-2. Oddo non sa dove sbattersi la testa, ma lo fa trapelare anche nelle dichiarazioni post partita. Ha una squadra folle. Ha una squadra molto forte che però ci sono dei momenti in cui stacca la spina e ha questi risultati. Chissà come andrà a finire. Non dimentichiamo il risultato della settimana scorsa, dell'infrasettimana contro il Trapani, no? Sì, infatti. Aveva recuperato al 90esimo, ha preso il gol al 94esimo. Infatti succede. Allora, mi dai un po' il punto della situazione?
Il posticipo ancora è 2-0 per l'Inter sta dominando, in questo momento sta dominando, il Palermo è inerme, prova ad uscire, ad andare in contropiede ma non riesce. Difficoltà. Sì. Io volevo soltanto riportarti un pochettino un parte della conferenza stampa di Cosmi in cui ha detto va bene, ci mangiamo le mani, sono 2 punti persi, però minimizziamo, il nostro obiettivo è la salvezza e credo che sia da condividere questo, anche perché il Trapani è una piccola grande realtà del calcio italiano e va dato merito a questa società. È una dichiarazione secondo me anche di grande sportività e anche di grande intelligenza, Daniele, no? Cioè un mister che dice in fondo noi ci dobbiamo solo salvare, siamo a 41 punti, ben vengono, prima arrivano i punti della salvezza e poi tutti siamo contenti. Sai, poi Cosmi è sempre stato un tecnico molto umile, quindi insomma non ha mai avuto tanti grilli per la testa, anche se poi i risultati li ha raggiunti in carriera col suo Perugia, che è partito veramente da pochissimo, dal nulla, e poi è arrivato addirittura in Europa. Però penso che col Trapani comunque stia facendo un ottimo lavoro. È anche vero però, Ettore, che non l'ha mandato a dire all'arbitro, perché secondo tutta la squadra sono stati penalizzati per delle decisioni sia su rigori non concessi, no? Quando stai vincendo 2-0, no, ma evidentemente no? Obiettivamente c'è stata un'occasione, era un rigore netto con relativa espulsione, non è stato concesso niente. Lui diceva il Cagliari in questa maniera perderà poche partite. Ma sai, questa è cattiveria, vero? Dai. Non è cattiveria, è che le squadre che sono grandi, fra virgolette, che sono in testa, evidentemente poi ti recuperano 2 gol nell'arco di 45 minuti, poi qualche cosa la smuovono, no? È vero. Allora, chiudiamo quindi la Serie B, anticipiamo che abbiamo ricevuto tantissimi messaggi per quanto riguarda la Lega Pro, in modo particolare sul Catania, ma va evidenziato che c'è il comunicato ufficiale del Calcio Catania che dice che la squadra da questa sera è in ritiro ufficiale. Dove? A Torre del Grifo. A Torre del Grifo, vabbè, quindi in città. Sì. In città, anche perché devono preparare questa partita che non è per niente facile. Contro la Juve Stabia, che è veramente difficile. Non è mai stata facile la partita con la Juve Stabia. Ciao Federica. Ci lanci la pubblicità per cortesia. Certo. Abbiamo un brevissimo break pubblicitario, mi raccomando non cambiate canale. Ancora la sala stampa di Penalty per parlare di calcio professionistico. Abbiamo un aggiornamento anche sul posticipo. Sì, in extremis il Palermo ha accorciato le distanze con Vasquez, non leggevo bene il nome, al 45esimo più un minuto di recupero, quindi è una partita che si è riaccesa per il Palermo. Andare al riposo sul 2-1 è meglio. E sicuramente l'Inter in questi casi subisce sempre il colpo, quindi tutto può ancora accadere in questa seconda parte di partita. Benissimo, siamo contenti. Allora, a questo punto la parola la diamo alla nostra Federica che ci legge i risultati della Lega Pro, parleremo subito di Messina e di Agrigento e poi rush lungo e importante con il Calcio Catania che purtroppo oggi ha perso a Martina Franca e con questa sconfitta secondo me la crisi continua. Vai. Andria Foggia 3-0, Lupa Castelli Romani Messina 0-1, Casertana Ischia 2-0, Martina Franca Catania 1-0, Paganese Monopoli 1-1, Juve Stabia Agragas 3-1, Lecce Melfi 1-1, Catanzaro Benevento 1-1. Certo è importantissimo il pareggio a Catanzaro del Benevento, però è anche vero che la Casertana vincendo in casa con l'Ischia accorcia ancora di più il distacco contro la squadra campana. Che ne pensi di questa cosa, Daniele? In vetta probabilmente è ormai un discorso, non dico a 2, ma a 3 probabilmente con il Lecce. Beh, però appunto la Casertana è l'unica che ha vinto, quindi Benevento e Lecce non hanno vinto, il Foggia ha perso, quindi sicuramente la Casertana è anche la seconda vittoria dopo quella di Catania della settimana scorsa.
la Casertana riprende fiducia. Si è rilanciata perché non si era messa benissimo, era un periodo un po' così per la Casertana, ora si è ripresa, quindi sicuramente rilancia le sue chance. Daniele, a parità tra Casertana e Benevento, chi vedi dal punto di vista tecnico più io vedo il Benevento più forte. Era anche più continuo, diciamo, nell'ultimo periodo, e quindi lo vedevo più lanciato in questo rush finale. Ma non disdegniamo neanche il Lecce, ti dico la verità. Oggi questo pareggio al 94esimo subito magari può anche dare una piccola... contro un Melfi disperato. È un Melfi disperato che però appunto trova anche un altro punticino importante. Beato il Melfi. Io tra le tre, Benevento, Casertana e Lecce, dico Benevento ancora. Dici Benevento? Sì, per ora sì. Mentre invece per Gianfranco il Benevento, che è venuto a giocare a Catania in una partita praticamente disintegrando il Catania, mi ha dato una grandissima impressione, e credo che comunque il Benevento, non so perché, lo vedo un po' più avvantaggiato rispetto alla Casertana. Vado contro un po' a Daniele. Ma guarda, dal punto di vista matematico ti dico pure che domani c'è Matera-Cosenza. Se il Cosenza vince a Matera, diciamo, balza in testa alla classifica. Sì. Quindi non tralasciamo il Cosenza, è una squadra che non gioca benissimo, ma prende pochissimi gol. Ha 44 punti. Ne fa pochi, però ne prende pochissimi. Per quanto riguarda il Benevento ha una grande guida tecnica, che è Auteri. Auteri è un allenatore che sa vincere i campionati di Lega Pro, e Lega Pro è importantissimo avere un allenatore vincente. È vero. Così come ce l'ha il Lecce, obiettivamente, perché Braglia è un altro che ha una figura vincente in questo tipo di tipologia di campionati. Oggi quindi potrebbe essere una lotta a tre. Mi dispiace? Non mi dispiace. Quello che è successo a Foggia, è successo qualcosa che col calcio non ha niente a che vedere. Il Foggia è ancora là, un velo pietoso, è tutto aperto, addirittura si parla di esonero stasera di De Zerbi, e i nomi sono quelli che giravano a Catania la settimana scorsa. Il giro è quello. Gautieri, Novellino. Però esonerare De Zerbi perché è stato obiettivamente... Più della guida tecnica parlerei di quello che è successo, no? Cioè i tifosi che aspettano la squadra della propria città per insomma creare quello che ha dell'incredibile. Ricordiamo c'è stato un gruppo di tifosi che hanno atteso il pullman allo stadio di ritorno da Andria, dove la squadra c'era il ha perso 3-0. C'è stato un assalto al pullman. Il pullman, io ho visto le foto, è stato veramente distrutto. C'è stata una sassaiola terribile, i giocatori si sono veramente spaventati, il tecnico pure. La società in questo momento sta cercando di porre rimedio, e quello di l'esonero di De Zerbi non è perché non crede più nell'allenatore, ma perché appunto pensano di accontentare la folla in questa maniera. Pazzia pura. Tra l'altro sottolineiamo che in Lega Pro le partite sono iniziate con 5 minuti di ritardo, proprio per solidarietà nei confronti della squadra del Foggia. Quello che succede ha del pazzesco. Mi aggiorni per cortesia? Sì. L'Inter conduce per 2-1 nei confronti del Palermo. Abbiamo qualche notizia da questo girone su Agrigento, per esempio? Diciamo che Pino Rigoli non ce l'ha fatta a fare la 7ª sinfonia, si ferma a 6 vittorie consecutive, però attenzione, ci stava arrivando veramente vicino, perché a Castellammare stava vincendo 1-0, sempre col solito Di Piazza, però alla fine non ce l'ha fatto, ma merito a questo allenatore e a questa squadra che si è risollevata e adesso naviga a metà classifica nel girone di Lega Pro. Naviga a metà classifica, per la gioia chiaramente dei tifosi agrigentini, anche se aspettano con ansia magari alcuni responsi dal punto di vista, diciamo, societario, no? Perché c'è anche un punto interrogativo. Per adesso intanto però Rigoli sta facendo un campionato meraviglioso, ha risollevato, rigenerato un ambiente, forse era l'allenatore giusto per Catania, questo non lo potremmo mai dire, però è anche vero che dalla sua parlano i risultati, e siamo contenti perché è un allenatore catanese, Doc. Tu che ne pensi su questo Agrigento, su questo Akragas che è ritornato di nuovo nella parte un po' più tranquilla della classifica? Ma sai, è uno di quei casi in cui il cambio di allenatore è servito, perché obiettivamente la squadra ha cambiato marcia, ha ricominciato a giocare, ha trovato risultati, insomma soprattutto appunto si è risollevata in classifica, ma tra l'altro ha anche una penalizzazione l'Akragas, 3 punti. quindi
voglio dire, sarebbe anche a 34 in questo momento. E domenica prossima c'è lo scontro facile, volendo, contro la Lupa Castelli. Contro la Lupa Castelli, esatto, quindi insomma chiaramente si cercano i 3 punti anche in quel caso. È una squadra che si è compattata evidentemente anche nelle difficoltà, e questo fa tanto in questo girone di Lega Pro. E l'allenatore fa tanto anche l'allenatore fa tanto, sicuramente conosceva anche la categoria, poi il resto lo fanno i ragazzi in campo. Chiaro. Parliamo del Messina e poi dopo rush solo per il Catania. Gianfranco, questo Messina che però anche lui con tante difficoltà i suoi punti ogni domenica li porta a casa, e sono punti che praticamente fanno sì che la squadra messinese ormai è a un passo dalla salvezza, e a dimostrazione che quando ci sono delle difficoltà soltanto i risultati possono aiutare a risollevare tutto l'ambiente. A dire il vero non ha stravinto contro la Lupa Castelli, però si è portato a casa i 3 punti. Ha vinto 1-0 all'ultimo, allo scadere, con l'unico tiro in porta che hanno fatto. Questo significa che nel calcio ci vuole anche fortuna, cosa che in questo momento non ha per niente il Catania, a prescindere da tutti i disastri che c'ha attorno il Catania. È vero. Quindi ha vinto, è a 34 punti, obiettivamente secondo me per la squadra che ha non può chiedere di più che una tranquilla salvezza al campionato. Loro ne sono consapevoli, hanno vissuto dei momenti un po' particolari con la vicenda di Napoli, e ad averli noi 34 punti, quello è il problema. È vero, purtroppo noi anche se sul campo noi ne abbiamo fatto 35, però sì, di fatto sono 25 i nostri in classifica. Sono 25, dobbiamo essere realisti e capire che la realtà è questa e bisogna far quadrato. Allora, iniziamo il dibattito sul Catania, che alimenterà probabilmente polemiche, curiosità. La nostra pagina Facebook vedo che è già piena, quindi adesso tra poco ci leggerai qualche domanda anche rivolta probabilmente ai nostri ospiti. Allora iniziamo subito con Daniele. Sì. Catania, che fare a questo punto? Che fare a questo punto? Che fare a questo punto? Sai, lo sapessi... Saresti un mago? Sarei un mago, però non ho la bacchetta magica come non ce l'ha Moriero, lo aveva detto d'altronde quando è arrivato. Ha fatto 3 allenamenti, sicuramente non possiamo dare la colpa a lui di questa sconfitta. Lui semplicemente oggi ha messo in campo una squadra, ha cercato di dare una scossa all'ambiente, al gruppo, ha cambiato modulo, ma non è servito a nulla perché evidentemente il problema non era quello. E a questo punto bisogna cercare veramente di compattarsi e di capire che le partite da qui alla fine veramente sono decisive, fondamentali, e diventano sempre meno, e la situazione è sempre più critica. Qualcuno ha parlato, Gianfranco, di alcuni giocatori che stanno veramente rendendo poco. Musacci per esempio oggi ha fatto una partita non certamente al top, le cronache parlano di una prestazione sicuramente al di sotto, no? Quindi sì, continuare ancora con questi giocatori, che dobbiamo fare? Si sperava che il cambio di modulo potesse aiutare il ragazzo, evidentemente non è stato così. È un momento di forma negativo, allora si cambia. Non è un momento di forma, scusami Ettore, è un campionato intero, lo dico molto tranquillamente e serenamente, è una delle delusioni più grandi per quanto riguarda il Catania, troppo lento, troppo impreciso nei passaggi, è troppo nervoso, si fa ammonire ogni partita, sicuramente entrerà in diffida e alla prossima sarà anche squalificato. Devo dire che Moriero deve cercare qualche soluzione in alternativa a questo centrocampo. Soluzioni mentali, cioè la mente deve ragionare. Mentali, atletiche, fisiche, tecniche, fai quello che vuoi, il Catania deve uscirsene necessariamente. Sono 9 partite che ci aspettano. Domenica abbiamo una partita fondamentale. Noi lo diciamo ogni qualvolta ci si presenti davanti ai microfoni di una televisione, di una radio, però con la Juve Stabia a 30 punti il Catania non può prescindere che da un risultato. Ha solo un risultato il Catania, eccolo qua il calendario, grazie Guido Messina, il nostro regista. Catania Juve Stabia si giocherà appunto domenica alle 14, tra l'altro non ho capito perché questo orario così strano alle 14, però evidentemente... Ma ti invito a guardarlo tutto, c'è un Melfi Martina Franca che è importantissimo, un Matera Catanzaro, perché dobbiamo vedere, il Catania gioca con la Juve Stabia, potrebbe avvicinarsi tantissimo ai campani, quindi
Cioè l'unica partita tranquilla potrebbe essere, guarda caso, proprio quella dell'Agrigento, che con questa vittoria potenzialmente con la quasi già retrocessa Lupa potrebbe mettere anche lei la parola però fine lì si gioca con la Fidelis Ande, che è una partita difficile, però è evidente che noi dobbiamo vincere, assolutamente. E dobbiamo tornare a segnare. Il Catania non segna da 500 e passa minuti. Allora, su questo tra poco voglio sentire il vostro parere, però che prima lo voglio porre questo quesito al nostro Antonio. Ma Khalil, cos'è successo? Cioè all'inizio della stagione straordinaria punta d'attacco. Io mi sono fatto una mia idea. Il problema non è soltanto Khalil, il problema è tutta quanta la squadra, perché si è cercato di far reagire questo gruppo. Pensavamo che la colpa fosse di Pancaro, anche la settimana scorsa molti tifosi ci hanno detto la colpa non è di Pancaro. Beh, la colpa sembra essere del gruppo, perché la società ha cambiato, l'allenatore, vabbè, 5 giornate per poter allenare è un po' poco, tu mi insegni, quindi è una squadra molto rinunciataria, cioè non mette, si affronta la partita con sufficienza e questo non va bene. Oggi i giocatori del Martina si sono mangiati l'erba. Questo è quello che il Catania non fa, il calciatore del Catania non fa. Purtroppo questo è un deficit che il Catania, oggi la società ha dimostrato di essere una società solida e ha mandato tutti quanti in ritiro. Ci sono tantissimi tifosi che sono d'accordo con questo, ma finalmente era ora. Certo. Ti vedo pensieroso, Daniele. No, io questo ritiro ci sta però. Questo ritiro ci sta. A questo punto è giusto, è obbligatorio, perché una squadra per ritrovarsi ha bisogno di un ritiro. No, però sul discorso, vedi, per esempio dell'atteggiamento, questo è vero, cioè il Catania non ha l'atteggiamento che hanno gli avversari, forse anche per caratteristiche della squadra, cioè forse il Catania ha troppi giocatori di qualità e meno giocatori invece di quantità che in Lega Pro servono pure. Quindi perché quando vai in questi campi come Ischia, come dove devi comunque avere una Melfi, forza anche mentale oltre che fisica, Martina Franca, ci vogliono giocatori veramente che conoscono la Lega Pro, ma soprattutto che veramente danno il massimo al 100%, perché sanno affrontare certe partite. Il Catania si presenta con 3 trequartisti, una punta, tanta qualità, con anche il regista in mezzo al campo, però poi alla fine non riesce a segnare. Quindi evidentemente, allora, visto che Pancaro giocava in questo modo, Moriero ha provato a giocare anche in questo modo per vincere la partita, per carità, però se queste armi non funzionano, allora forse è meglio veramente andare a giocare con una squadra più di sostanza, soprattutto a centrocampo, e magari mettere meno punte, meno trequartisti, però possibilmente ti copri un po' meglio e magari il gol ci esce. Mi è piaciuta la tua relazione tecnica, Gianfranco, però quello che dice Daniele è sicuramente di grande chiarezza, ma allora a dicembre qualche sbaglio sulla campagna acquisti può essere stato determinante? Guarda, partiamo dalla coda. La coda è l'esonero di Pancaro, che ci stava e andava fatto prima, perché questa squadra è evidente che con Pancaro si era proprio rilassata, e se una scossa doveva esserci è giusto che ci fosse anche prima. Torno a dire, Moriero abbiamo visto che anche se li ha scossi dal punto di vista mentale non è riuscito, ma il tempo è troppo poco, non giudichiamo il tecnico. Certo. Per quanto riguarda la campagna acquisti, evidentemente si pensava di continuare con Pancaro e si è accontentato l'allenatore, si sono tolti i giocatori, vedi Scarsella, che per le sue caratteristiche mai sfruttate a Catania del resto, di centrocampista di inserimento, poteva tornare molto utile, in un centrocampo molto più aggressivo. È stata ma soprattutto la grande pecca che il Catania ha avuto in estate e si è ripetuto durante la campagna acquisti invernale è che il Catania non ha un centravanti di ruolo. Ecco. Il Catania non ha un centravanti padrone dell'area di rigore. Oggi Baclé un tiro ha fatto e ha fatto un gol. E questi sono i gol che poi stiamo parlando di Baclé. Anche... Baclé ha fatto 10 gol in campionato, 3 li ha fatti al Catania. Evidentemente porta fortuna. Qualche domanda? Sì, qualche domanda di Luca Russo che dice dovrebbero lasciare questi giocatori in ritiro a vita. Il fatto è che non corrono, mi fa pensare molto male. Ma fa pensare male, Daniele, cose che non si allenano, non credo, cioè, insomma, sono dei professionisti, la società è una società seria, guarda gli allenamenti, non credo che siano giocatori che non si sono impegnati dal punto di vista atletico, semplicemente che evidentemente gli altri corrono di più. Ecco, questo purtroppo è anche un dato che magari bisogna un attimo verificare, il fatto che in effetti le altre squadre certe volte è successo in queste partite che corrono di più, o comunque corrono meglio, comunque corrono
mettendoti in difficoltà, o comunque riescono a sapere quello che tu fai e alla fine non riesci a segnare. Insomma, sul fatto atletico se ne può parlare. È chiaro che ormai si è sempre detto che la preparazione è stata fatta in maniera un po' disgregata, alcuni sono arrivati in ritiro dopo, sappiamo, altri... su questo evidentemente c'è una motivazione. Però né Pancaro prima e né comunque i dirigenti hanno mai addossato colpe alla preparazione atletica, però io non lo so, qualcosina magari si potrebbe anche pensare su questo. Il fatto dell'atteggiamento invece, come ti dicevo prima, secondo me quello è visibile. Quello è visibile, si tocca, si percepisce. Si tocca, e purtroppo a conti fatti si sta rivelando decisivo quel momento. Senti Gianfranco, a questo punto in attacco, dato che c'è questa situazione un po' imbarazzante su Khalil, quale potrebbe essere l'alternativa? Perché Plasmati ancora non è neanche rientrato, per cui non è che ci sia una soluzione immediata, quindi questi sono i giocatori, Moriero dovrà fare virtù. Di necessità dovrà fare virtù, è evidente, si continua in questa maniera, magari come diceva bene Daniele, cercando di porre delle soluzioni alternative a quello che è il centrocampo del Catania, perché obiettivamente sì, è vero che non c'è un attaccante di ruolo, c'è Khalil che i gol bene o male li ha sempre fatti, anche quest'anno li ha fatti, però il centrocampo del Catania deve avere altre soluzioni che non sono Musacci. Io sai, propenderei anche per l'abbandono del ruolo del regista, visti i risultati che stiamo ottenendo, perché poi se domenica prossima gioca Gazzi e non gioca Musacci non penso che le cose cambiano poi di tantissimo. Sono d'accordo pure io. Quindi possibilmente un cambio di modulo proprio totale per vedere come reagisce la squadra, aspettando che torni Castiglia, che potrebbe essere un elemento molto utile a questo centrocampo molto lento e molto prevedibile del Catania. Soprattutto anche se devo dire sinceramente, per questo io inizio la trasmissione dicevo che è da valutare bene la partita, io all'inizio ho visto che determinate situazioni che mister Moriero ha esposto ai giornali, il Catania le metteva in campo, perché 2 tocchi e via, la squadra cercava di essere più veloce. Però poi erano sempre imprecisi e sbagliavano sempre. Anche perché poi arrivavano gli avversari. Arrivavano gli avversari. Soprattutto imprecisi Musacci. Musacci non può sbagliare l'80% dei passaggi, lui deve sbagliare il 20% dei passaggi come è umano, ma l'80% dei passaggi, io ho visto fare dei disimpegni a Musacci oggi, ragazzi, obiettivamente, non è, attenzione, io non faccio un capo espiatorio Musacci nella maniera più assoluta, io sto valutando la situazione di quella che obiettivamente il Catania produce pochissimo, perché il centrocampo è macchinoso, è lento, gli inserimenti non esistono. Però il fatto del centrocampo è vero da inizio stagione, comunque il Catania ha sempre subito questo problema dall'inizio del centrocampo, cioè è sempre stato un centrocampo squilibrato, avevi sempre 2 registi, ma avevi una mezzala che all'inizio era Scarsella, che poi non ho capito perché è stato lasciato, poi anche se è stato lasciato perché evidentemente Pancolo ha detto sì, lo possiamo togliere, certo, non mi serve. Ma possiamo parlare anche degli esterni, ragazzi, Calderini e Russotto. Fermiamoci qua che è meglio, perché se no rischiamo veramente di parlare troppo dei singoli, mentre invece credo che sia un problema globale, ma credo che anche voi siete d'accordo. Abbiamo, se non sbaglio, qualche altra domanda? Sì, Salvo Licari ci dice: può capitare di prendere gol, può capitare che l'arbitro sbagli di fischiare un rigore, ma manca la voglia di trovare risultato ad ogni costo. Beh, credo che questa sia stata ormai comunque certa, nel senso che la determinazione è l'unico handicap in questo momento visibile di questa squadra, perché le altre cose non riusciamo a percepirle, no? Ma vedi, in una prestazione come quella di oggi, anche il fatto di non aver avuto un calcio di rigore che c'era, perché quello di sotto era dentro... Ma il calcio ci può pure stare, questa cosa. Sì, per carità, però vedi, in una prestazione così negativa non ti viene neanche di recriminare più di tanto per questo rigore, perché comunque tu ti aspetti che questa squadra sia in grado di recuperare la partita comunque, anche senza un calcio di rigore. Succedeva all'inizio però, adesso non succede più. Succedeva all'inizio, ora non succede più. Poi è anche vero che qualche occasione c'è stata, però è chiaro che da una partita di questo genere poco. ti aspetti di più. Troppo poco. Allora, noi tra l'altro dobbiamo adesso, tra poco, omaggiare Angelo Massimino. Perché dobbiamo omaggiare Angelo Massimino? Nella ricorrenza della sua scomparsa, sono passati 20 anni. 20 anni e sono tantissimi. Io prima di farvi vedere una clip che abbiamo realizzato per omaggiare giustamente il presidentissimo Angelo Massimino, volevo sentire un po' il vostro parere. Su Massimino tutti hanno detto la loro, io credo che comunque
rimanga un pezzo del nostro cuore immortale accanto alla nostra vita, ad ogni personale vita. Guarda, io sono nato nell'anno in cui il Catania era in Serie A, quindi quell'unico anno in mezzo del 2006? No, dell'anno sto scherzando, dell'anno chiaramente dell'83-84, 83-84, sì, gli spareggi di Roma. Esattamente, quindi insomma non ho ricordi, diciamo, in prima persona perché comunque ero piccolo, quindi magari non lo so, forse Gianfranco sicuramente Gianfranco è più anziano, ricorderà meglio di me. Però è chiaro che sicuramente è una figura molto importante, una figura che va celebrata, d'altronde c'è anche lo stadio in suo nome, ma soprattutto è anche legato a un calcio che ormai non esiste più. Ora ormai la figura del presidente è completamente diversa, è cambiata, ci sono anche altre figure ormai. È vero. Quindi... Però un po', Gianfranco, ci manca questa figura del presidente, papà, quello che ti risolve i problemi, quelli che magari ogni tanto faceva dei regali extra senza che gli altri lo sapessero, no? Ci manca a noi perché siamo anziani, come dici tu. Ormai non esiste più questa figura. È vero. Io Massimino me lo ricordo molto bene. Mi ricordo le sue esternazioni, mi ricordo le sue ondate di passione che erano smisurate, mi ricordo questo personaggio, perché un personaggio era. Assolutamente. Dobbiamo dirlo. Chiamava svisceratamente la sua squadra. Ed era un personaggio che, nonostante la Catania snob, riusciva sempre a tenere distante. Era un personaggio di un'intelligenza mostruosa. Guarda, mi piace ricordare in questo frangente una cosa che all'epoca fece molto scalpore in negativo, ma che poi, vista alla lunga, ti fa capire di come il personaggio invece fosse avanti. Quando il Catania giocò gli spareggi all'Olimpico, la RAI si propose di fare queste partite in diretta, no? Il Catania giocò la prima partita contro il Como. Massimino disse no, io non vi faccio fare la diretta perché io voglio qualcosa dal punto di vista economico, perché è giusto che voi sfruttate il mio prodotto. In sostanza parlava di diritti televisivi. Era già avanti. Questa è la realtà. Era già avanti. Quando ancora i diritti televisivi non esistevano. E poi insomma sarebbe stato un peccato non avere poi quei 40.000 e noi vedemmo quella partita indifferita perché Massimino non concesse l'autorizzazione a trasmetterla in diretta, sia contro il Como che contro la Cremonese. Quindi un personaggio che nell'83 già era avanti in questo senso va sicuramente omaggiato, anche perché è stato un amante del Catania, molto osteggiato in città, per prima dalla stampa. È vero, allora a questo punto noi di Sala Stampa di Penalty, vogliamo omaggiare questa bellissima figura immortale di Angelo Massimino e abbiamo realizzato una clip che ci fa un po' così pensare e credo che in molti, quelli che hanno superato abbondantemente gli ANTA, si emozioneranno. La clip su Angelo Massimino. Bella Catania di notte, io sento che il cuore mi batte più forte, lasciati in dei piazzi in tre cottigli, Catania fa maggi e annaga i suoi figli, poi l'alba d'argento si ammisca con mare, Catania gli agenti che si uscopane, ma quando s'arroba e si su in mano, Catania si incazza e diventa vulcano. Catania è una pupa, capelli castani, i labbra carnosi e gli occhi ruffiani, e quando mi sape lontano duion, caso uscirangelo mi ci torna, Catania umiliata, trattata che peri, s'acciucca e si pettena per forasteri, ma quando che incontra tutti siti felici, Catania romantica e benirici. Musica c'è musica, Catania balla, resto caocca per tagliarla, che bello petto, che formi, Catania che non dormi. Musica c'è musica, Catania suona, e essendo mezzo qualche uno stona, ci fa una battuta schizzosa, Catania spiritosa. Bella Catania di notte,
quattracca cu vivi e cu fa cose stotti, Catania poeti, fenomeni e geni, ci l'usa picchi per noi ci tiene, Catania cosule, magari un domenno, Catania figliozza, roba eterno, si porta a braccetto l'amico Lioccio, tra ciauro di chiummo, di zaccara e ciccio. Musica c'è musica, Catania canta, tutti che sa che sta passando a Santa, vado a Catania che l'esta con l'abitura festa. Musica c'è musica, Catania ardita, o stadio soffre e vinci la sua partita, stanca ci bruciano l'occhi, sappini cante scocchi. Catania da guerra, Catania uricata, distrutta e pissette vuoti rinata, non c'entrano i soldi, non c'entra la fortuna, Catania in domani ce n'è solo una. Forza Catania, che tutta la gatta bollata se ne va. Questo era Angelo Massimino. Abbiamo voluto omaggiare questa sua straordinaria figura nella ricorrenza del ventennale della sua scomparsa. Ci abbracciamo chiaramente a tutti i suoi cari e vogliamo anche e soprattutto ringraziare l'autore di questa bellissima canzone, portata al successo chiaramente da Giuseppe Castiglia ma scritta da Antonio Zeta. Ci fermiamo, abbiamo un break pubblicitario, rientreremo in studio, daremo il consultivo finale anche sul posticipo. Mi hanno detto che è arrivato il terzo gol? Il terzo gol dell'Inter ha segnato Perisic, okay, che è stato un autore di una grandissima prestazione in Coppa Italia questa settimana. Benissimo, allora chiuderemo sul Palermo e poi chiuderemo anche sulla Lega Pro con le ultime notizie sul Catania, con qualche altra domanda che so che è arrivata. Sì, tantissime altre domande, anche se sono d'accordo i tifosi del fatto che la società ha mandato in ritiro la squadra. Giustissimo, e questo è sicuramente un atto giusto e doveroso proprio per il bene della squadra. Ci fermiamo, pubblicità, tra poco di nuovo in diretta qui dal centro commerciale I Portali per la parte finale di Sala Stampa di Penalty. Ultimi 5 minuti della nostra trasmissione dedicata al calcio professionistico, siamo nella parte finale perché dobbiamo subito intanto aggiornarci sul posticipo. Purtroppo il Palermo perde 3-1 e rischia così di rientrare nella lotta per la salvezza. Va bene, abbiamo una domanda e su quella poi rispondiamo tutti per salutare anche i nostri Luca ospiti. ci fa una domanda, l'ultima, così chiudiamo, anche se un po' con rammarico, perché si nota evidentemente lo scoramento della tifoseria rossazzurra e dice che aspettiamo soltanto che Pulvirenti vada via, tutto il resto in secondo piano a questo punto. La rivolgo al nostro Di Frangia, allora. Daniele, aspettiamo a questo punto che va via Pulvirenti, però dopo che va via Pulvirenti il problema secondo me rimane, no? Cioè, insomma, la squadra è quella. Ma sai, va via Pulvirenti non è così semplice, nel senso che comunque la società è in vendita, ma se non arriva nessuno concretamente effettivamente la situazione rimane ferma. La situazione rimane ferma come lo è d'altronde da diversi mesi. Quindi sì, ufficialmente la società è in vendita, però è chiaro che in questa situazione non è neanche semplicissimo trovare acquirenti disposti a venire a Catania in una situazione di questo genere. Quindi a questo punto io credo che ormai fino a fine campionato non ci saranno grandissime novità, grandissime evoluzioni, quindi si continuerà così. Poi è chiaro che dipenderà anche dal risultato sportivo di questo campionato e allora poi a quel punto si valuterà e si vedrà tutto. Bene, allora sì, andrà via Pulvirenti. Io voglio sentire il tuo parere. Il mio parere è questo, andrà via Pulvirenti magari, sicuramente, possibilmente a fine campionato, però prima salviamoci. Sì, prima salviamoci, ma soprattutto eventualmente poi diamo alla società questo va via Pulvirenti che non serva da alibi alla squadra e che bravo. Io se devo andare in Serie D, se devo scomparire per fatti purtroppo che non dipendono dal campo, mi dispiace tantissimo,
ma non voglio andarci sul campo in Serie D. Quindi i giocatori che si mettano, diciamo, all'opera e che tornino a giocare a calcio, tornino a vincere, perché bisogna salvare il titolo. Diciamo che a Catania negli ultimi 3 anni c'è stato veramente un ripetersi di questi discorsi che veramente sono ormai alla nausea per tutti, però evidentemente non possiamo andare in Serie D da questo punto di vista. La responsabilità ora la palla passa ai giocatori che devono necessariamente, e lo sottolineo necessariamente, toglierci da questa situazione e ne hanno i mezzi per farlo. Assolutamente. Grazie a Gianfranco Sabella di Pianeta Catania. Buonasera a tutti. Il loro inserimento nel programma Penalty. Un augurio per la settimana che sarà intensissima anche nel vostro programma radiofonico. Tutte le mattine dalle 7:30 alle 9 su Radio Catania, poi il sabato dalle 10 a mezzogiorno. E saranno settimane intense come tutti non ci auguravamo, ma sarà così. Sarà così. Un saluto anche a Daniele Di Frangia. Grazie a te, Ettore. Grande qualità, mi piacciono i tuoi commenti tecnici, ti seguo da tanto tempo. Grazie. E so che sei ad hoc sotto questo punto di vista. Grazie. In bocca al lupo per tutto quello che stai facendo. Saluto anche Antonio. Grazie Ettore e un saluto agli amici da casa. Abbiamo l'ultimissima. L'Inter vince 3-1, purtroppo si sottolinea sempre lo scoramento dei tifosi rossazzurro che sono molto dispiaciuti. Sicuramente sarà una settimana importante per il Catania per recuperare energie e magari un po' di autostima, che questo non manca mai, magari per far bene in casa la prossima settimana contro la Juve Stabia. Perfetto, grazie ad Antonio Napisarda. Io saluto personalmente a Federica, però chiaramente lei rimane qui perché tra poco arriva il futsal. Sì, esatto Ettore, io rimango qui insieme ad Alessio, infatti saluto te, saluto i nostri ospiti, mi raccomando non cambiate canale. Io invece mi congedo da voi dicendovi che anche questa settimana abbiamo proposto praticamente tutto ciò che potevamo proporre sul calcio, sia quello dilettantistico che quello professionistico. Adesso passiamo la palla ad Alessio Patti che chiude la domenica sportiva siciliana di Video Mediterraneo con il futsal. Ci rivediamo con Penalty domenica prossima alle 19 puntuali sul canale 11 del digitale terrestre e sul canale 823 di Sky. Arrivederci a tutti e buon proseguo ancora con il calcio di Video Mediterraneo.